Dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia. Oggi ti faccio vedere un caso di riabilitazione completa su 8 impianti dentali arcata superiore e 6 impianti dentali nella arcata inferiore, e lo vediamo dopo la sigla. Questo è il punto di partenza e il punto di arrivo della riabilitazione che ti mostro ora. Una bocca completamente dentula nella parte posteriore, alcuni denti rimasti nella parte superiore anteriore e quasi tutti i denti rimasti nella parte anteriore inferiore. Questo è il risultato finale ed è una doppia arcata premium, denti in composito. Partenza diciamo abbastanza disastrata, pochissimi denti. Immaginate come può mangiare, nutrirsi una persona con 2 arcate in queste condizioni. Oltre che non teniamo conto in questo video dell'aspetto estetico, ma vorrei focalizzarmi proprio sulla funzione. Questa è una bocca che non funziona più. Questo è il risultato che noi abbiamo ottenuto e per arrivare a questo risultato ci sono volute 2 ricostruttive nelle zone dei seni mascellari e 8 impianti dentali nella parte superiore e 6 inferiore. Questa è la visione laterale del punto di partenza, questa è la versione anteriore, facciamo uno zoom eco sulla bocca e queste invece sono le foto intraorali. La bocca ha da essere ristabilita nei volumi, in altezza e soprattutto poi ridare sostegno alle guance oltre che alle labbra, e vedremo le foto finali proprio come abbiamo ottenuto questo effetto di riempimento. Questa è la visione della parte interna, tutto il tartaro che ha attaccato le radici, e questa è la radiografia. Vedi che l'osso non sta più mantenendo le radici, è quasi alla fine, all'apice, alla punta finale delle radici. E sotto i seni mascellari, in queste zone laterali, erano rimasti solo 3-4 mm di osso. Nelle zone posteriori più profonde anche avevamo poco osso, e andiamo nelle fasi post-chirurgiche a vedere quella che è la radiografia con gli impianti inseriti. Parte superiore sono stati caricati inizialmente 6 impianti, nella parte inferiore abbiamo caricato i 4 impianti che erano più stabili. Abbiamo invece mantenuto fuori dalle connessioni delle protesi provvisorie quelli che erano gli impianti più posteriori e soprattutto poi quelli superiori, dove c'era stata la ricostruzione dei seni mascellari. Questo è il risultato finale su tutte le parti, e questa è la radiografia che mostra gli impianti integrati nell'osso sia nella parte superiore che inferiore, le barre di titanio che uniscono tutti gli impianti. Nota come sono precisissime le barre, vanno a sigillare bene sopra il multi-unit abutment, e quindi gli snodi che consentono di unire tra loro tutti gli impianti, e si vedono anche i pin di ritenzione dei singoli denti. Questo è un tratto caratteristico delle nostre linee premium. Vediamo anche l'attack. Questa è l'attack prima, guarda come non c'era per nulla osso né nella parte superiore né inferiore, e dove abbiamo inserito gli impianti dentali. Abbiamo cercato di utilizzare il pochissimo che era rimasto, una chirurgia perfetta che ci ha permesso di arrivare a questo punto partendo da questo stadio. Questo è il caso finito, prima, dopo, guarda le guance come sono più sostenute, più pienotte, e soprattutto come riprende vitalità tutto il sorriso coi denti. Da un lato la paziente senza i denti, dall'altro guardate quanto è più giovanile il viso di questa bellissima paziente con i denti. E io vi faccio un saluto.